È il turno dei gentleman con cavalli anziani di categoria F ed E, con 9 partecipanti. Favorita Valdest in coppia con Jessica Pompa, con il numero 6 dello schieramento. Cavalli che sono pronti ad andare dietro le ali della macchina. Sembra essere tutto pronto. Dicevamo favorita Valdest con quota sotto la pari. Gli avversari principali sono individuati in Ussaro Egral col numero 3 Patrick Romano, poi il 9 di Moncherie Venus con Monica Gradi, alla austriaca del team Ellert, reduce da 2 rotture, ma sicuramente in grado di contare in caso di percorso netto. Andiamo a leggere il campo partenti: 1 Asia LL, 2 Zemellino, 3 Ussaro Egral, 4 Socrate Benal, 5 Urian Horse, 6 Valdest, 7 Aragon Nal, 8 Sympathy Trio, 9 Moncherie Venus. Sembra essere tutto pronto per il via di questa terza corsa all'arcoveggio, che parte in questo momento con Urian Horse che parte molto piano e Ussaro Egral che cerca di scavalcare Asia LL. Al largo c'è Valdest. Insiste Ussaro all'attacco di Asia, che per il momento mantiene i piedi dentro all'avversario. Asia LL che è rimasta al comando, sbaglia Valdest che era rimasta in terza ruota. Ussaro Egral va a chiedere strada ad Asia LL che adesso numero 6, ovviamente Valdest, manda via. squalificato. Palla che ama agire di rimessa, mentre si muove subito Sympathy Trio. Dalle retrovie scatta in avanti con Michele Canali che si porta allo scoperto, lasciando così in terza ruota Socrate Benal che ha percorso davvero ostico. 37 per il primo quarto di gara, Ussaro Egral in vantaggio, Asia LL seconda alla corda, Sympathy Trio al largo e Socrate Benal in terza ruota. Poi ancora Aragon Nal che segue Zemellino lungo i birilli. Alla retroguardia c'è Urian Horse. Davanti alle tribune continua in controllo Ussaro Egral, un'altra frazione in 37, 1-1 e mezzo per la metà gara, con Ussaro in vantaggio, Asia seconda alla corda, Zemellino in terza posizione, Sympathy che si impegna al largo sin dal primo metro, 1:16,9 il primo chilometro. Da parte di Ussaro Egral viene in mezzo alla pista Moncherie Venus con parziale importante. Monica Gradi porta la cavalla austriaca a lato di Ussaro Egral che deve replicare, ma Moncherie Venus arriva di un'altra bordata, mette mezzo davanti all'avversario. Ussaro che con la curva cerca di difendersi, Moncherie che rimane un attimo lì mezzo avanti all'avversario che continua a provare a rientrargli. Poi ancora Asia LL, Sympathy Trio e Zemellino che viene in mezzo alla pista a fare l'arrivo. 15,4 per la curva conclusiva, Ussaro Egral in vantaggio, Moncherie Venus vede la dritta e riparte. Moncherie Venus che passa e vince nei confronti di Ussaro Egral. Poi Asia LL per il terzo posto. 32 la chiusa, 1:16,4 ragguaglio cronometrico per il successo di Moncherie Venus. Monica Gradi che interpreta la allieva del team Ellert di proprietà di Sabine Jackson, il successo della figlia di Light Kronos in percorso di rimessa. Parziale importante sulla dritta opposta delle tribune per attaccare Ussaro Egral, una curva affiancata al rivale per poi passare di una lunga chiara in arrivo. Successo del numero 9 di Moncherie Venus e Monica Gradi.